Il 2021 di Nuoro sarà interamente dedicato alla sua cittadina più illustre. Con una delibera, il comune del capoluogo sancisce formalmente l'avvio ai preparativi per le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda. Una stagione di eventi di portata nazionale e internazionale, per i quali il comune ha già scritto al Presidente della Repubblica e al Ministero degli Esteri, che si dipanerà tra il 2020 e il 2021, con l'auspicio che si tratti di un momento di riscatto e di resistenza per l'intero territorio del nuorese. Sì, perché le celebrazioni coinvolgeranno tutti gli attori culturali del territorio, dagli operatori culturali alle associazioni, passando attraverso la letteratura, il cinema e il teatro, fino all'enogastronomia. L'avvio delle riflessioni per le celebrazioni delediane è stato presentato questa mattina presso la sala di rappresentanza del Comune di Nuoro dal sindaco Andrea Soddo e dell'assessore al turismo, decoro urbano e cultura Luigi Crisponi. Nella giornata odierna avviene un fatto importante, che è il fatto formale, la istituzionalizzazione delle iniziative riguardanti il 150° anniversario. Il Comune quindi si propone naturalmente come cabina di regia di tutti gli eventi, di tutti gli atti che naturalmente saranno conseguenti all'importantissimo anniversario, a queste celebrazioni che intendiamo realizzare nel miglior modo possibile, quindi con il massimo coinvolgimento istituzionale di tutti i soggetti, che questo sono naturalmente deputati, e naturalmente con il coinvolgimento di tutti gli operatori culturali, delle scuole, di chi ama naturalmente le vicende, la figura, la storia di Grazia Deledda, le sue opere, ma anche coloro i quali le hanno approfondito e l'hanno studiata, hanno messo a disposizione di tutti i cittadini la storia meravigliosa di questa grande scrittrice. La partenza delle celebrazioni a causa dell'emergenza Covid è ancora in sospeso, ma l'obiettivo è che tutto sia pronto entro il 28 settembre, il 150° compleanno di Grazia Deledda. 150 anni, 150 eventi. Questo è il progetto del Comune che, grazie alle celebrazioni dedicate alla scrittrice premio Nobel, vuole traghettare Nuoro verso un ruolo culturale di primo piano non solo in Italia, ma a livello internazionale.